Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovissimo game. Quest'oggi ci troviamo all'interno di Far Cry 3, questo nuovo gioco che sono riuscito ad acquistare. In pratica quest'oggi inizieremo un'ottima campagna in single player, ovvero analizzando la sezione storia del nostro gioco. In seguito, nel momento in cui la storia terminerà, abbiamo numerevoli, come possiamo dire, scelte, ovvero la campagna cooperativa promette bene e anche la modalità multigiocatore può essere interessante, quindi queste altre modalità possono essere studiate magari più avanti, però quest'oggi ci concentreremo con la storia. Prima di iniziare daremo un'occhiata alle impostazioni video selezionate pre-partita. Ok, possiamo vedere un po' tutte le informazioni alla nostra sinistra relative al video, però diamo un'occhiata anche alla qualità video che può essere anche molto interessante. Benissimo, dopo aver dato un'ottima occhiata possiamo immediatamente iniziare la nostra campagna. Storia, ottimo, nuova partita, avvia una nuova partita. Ok, selezioniamo anche un bello slot del salvataggio. Bene, allora avventura, un'esperienza più facile per i principianti. Sopravvissuto, uno sparatutto in soggettiva per giocatori esperti. Guerriero, una sfida che ti richiederà di padroneggiare tutte le tue abilità. Ovviamente guerriero sarà la scelta che faremo quest'oggi. Benissimo. Allora, vediamo un po' che cosa ha da offrirci questo gioco. Ho ottime aspettative per questo nuovo titolo. La mia esperienza su Far Cry è molto vaga. Ho provato Far Cry 2 e mi è piaciuta abbastanza, però voglio vedere cosa hanno sviluppato appunto gli sviluppatori in questo terzo, come possiamo dire, capitolo della serie. Allora, in another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. A mio fratello Riley per il suo brevetto di volo! Ma dov'è quel gran coglione? Alla carta di credito di mio padre e alla mia! Dio, non bevo sambuca da quando avevo 20 anni! Sì! Sono il re del mondo! Andiamo! È morto, cazzo! Blocca la porta! Presto, Jason! Sali! Tu sei pazzo, Jay! Ho imparato dal migliore! Così siete pazzi, eh? Saltate dagli aerei, volate come uccelli. Cazzo che matti. Mi piace questo. È proprio un bel telefono. Allora, cosa abbiamo qui? Grant e Jason. Dalla California. Mm? Spero che papino e mammina vi vogliano tanto bene, perché i vostri culetti firmati promettono grana. Ed è un bene perché mi piace la grana. Scusa, cazzo hai detto? Che hai detto? Vuoi che ti apra il culo in due come ho fatto con il tuo amichetto? Tappati quel cesso! Ok? Quello con i coglioni sono io! Guardami! Guardami dritto negli occhi! Ehi! Stronzo! Guardami negli occhi! Tu sei la puttana! Io qui sono il fottuto re. Non una sola parola. O muori. Cosa c'è, Jason? Jason, dimmi. Perché non ridi come facevi lassù? Dici che non ti diverti più? Forse non ti sto simpatico? Vedi, il fatto è... Lassù, credevi di avere una chance. Là, tra quelle nuvole di merda, tu pensavi davvero di avere il dito sul grilletto. Ma, hermano, qua giù... Qua giù... Hai il culo per terra. Ok, ora mi do una calmata perché tu, moi, e il tuo fratellone ci divertiremo un sacco mentre aspettiamo i soldi. Non spaventare gli ostaggi. Devi occuparti dei rifiuti. Spero che voi due pezzi di stronzi siate più simpatici degli altri. A te. Bye bye. Cazzo, funziona tutte le volte. Figlio di puttana!
ferito? Non credo. Dobbiamo trovare gli altri. Come? Ci sto pensando. Chiama la guardia. Chiamala. Ora. Ehi, di qui! Che cazzo? Oh, voi dovete stare zitti! Oh Cristo, è morto! Me l'hanno insegnato nell'esercito. Seguimi. Eccoci qui, in fuga per la vita. Andiamo. Oh, attenzione. Jay, tutto ok? Sì, sì. Con calma, ragazzi. Sì, tutto ok. Abbiamo un reduce del Vietnam qui davanti a noi, eh? Perché mai dovrei Stai giù. Stai facendo il coglione. Ok, accucciamoci, ciò riduce rumore e visibilità. Che con tutti gli altri. Attenzione. Mamma mia, sento proprio il mio personaggio molto ma molto tremante. Bel maialino. Posto? Perfetto. Andiamo, qua ci sono due che stanno giocando a carte. L'indicatore di minaccia appare quando i nemici riescono a vederti, si riempie quando i nemici iniziano ad accorgersi di te. Benissimo, allora siamo in una sorta di tutorial iniziale. Ok, continuiamo ad accucciarci. Ottimo, non so perché questo qua accucciato è sempre più veloce di me, dannazione. Aspetta, sto. Qua sono. Ci hanno visto i cani, dannazione. Che cazzo ha quel cane adesso? Indicatore di minaccia, allora vediamo un po' più da vicino che cos'è. L'indicatore di minaccia allora appare quando i nemici riescono a vederti e lampeggia quando vieni scoperto. Ok, perfetto, come potete ben vedere dal video introduttivo. Avanziamo. Vai. Tranquillo. Oddio ragazzi, macellaio, quello è Pudge. Mamma mia. Ok, con calma. Siamo molto nervosi a quanto pare. Oddio. Tutto tremante. Allora, cosa c'è qui? Prendi la roba e la e pure quel telefono. Bene, con lei possiamo interagire con gli oggetti. Ottimo, un accendino, un palmare, una bella reflex. Oh, anche la mappa, perfetto, tutto dentro. Ok, bene, vediamo un po' dove andare. Possiamo utilizzare la mappa, amico mio. Oh, le galline. Dai, la vedo brutta qui. Sì. Cristo, dobbiamo farlo andare via. Tira un sasso. Sasso? Allora, lancio un sasso per attirare la guardia lontano dalla finestra. Questo mi ricorda un po' Hitman. Dove sono i sassolini? Vediamo un po'. Ti lancio un sasso per distrarre nemici o animali. Benissimo. Ah, già l'abbiamo incorporato dentro di noi. Ottimo. Zitto. Ha sentito? Ok, ha funzionato. Wow. Muoversi. Ok. Andiamo con calma. Shh, silenzio. Presto. Come si fa a salire? Ah, perfetto. Andiamo. Ah, forza. Bene, vediamo dove siamo. Oh, oddio! Questo ci ammazza! La madonna, un vero assassino. Agente 47 in persona. Oddio. Stiamo svenendo. Grant. Jay, ascoltami. Ho bisogno di te per trovare Lisa, Riley e gli altri. Staci dentro. Ok? Eravate i miei prigionieri Ok, preferiti. scusami. Davvero, non scherzo. Io ridevo. Voi piangevate, poi piangevate. Ah, c'è il ragazzone che prima abbiamo visto nella gabbia. Andiamo, sempre con calma. Che durano per sempre. Ah, eccoli Ce lì. ne sono tantissimi, Grant. Cazzo. Ops. Che è successo? Saliamo. E i ricordi vanno sempre. Dannazione. Come caspita si fa a salire? Ah, benissimo, spazio. Abbiamo ricevuto una Avanti. telefonata, merda, la telefonata, nessuno pagherà. Oh, la partita. Quanto stanno, ragazzi? E men che non si dica, Staranno giocando una bella scommessina, meglio lasciarli perdere. così abbiamo scopato Ok, tutta la notte. mezzo alle piante. Ah, me la Fai tra le la piante. grande. Ok, nasconditi nel fogliame, interromperai la linea visiva del nemico e ovviamente nascondendoti non sarai scoperto. Ottimo nascondiglio. Bravo, Jason, ottima idea. Un cazzo di incubo. Tira un sasso. Continuiamo con i sassolini. Allora, tiriamo le guardie dall'altra parte. Un bel sasso laggiù, attenzione alla lampadina. Ops, gliel'ho tirato in testa. Mamma mia. Non era niente. Ah, ecco, perfetto, ti stanno muovendo, ottimo.
Andiamo. Con calma, con calma. Forza. Probabilmente siamo più lenti perché siamo molto agitati, pieni di tensione. Lo credo bene. Bene. Oh, un topo! Dio, che schifo, ci passavo di sotto. Madonna. Andiamo. Guarda dove che schifo siamo qua, mamma mia. Che rumore, macchinine. Guardate degli ostaggi che sono riusciti a catturare, maledetti. Questi si fanno un sacco di soldi qua. Andiamo. Non posso farti niente! Merda! Mi brucia troppo quando pisci. No, ti prego! Mettermi un gondolo. Calma. Non è che questo coso crolla sopra di noi, non è che passano qui. Oddio. Zitto sono. Ok. Bene. Non posso farti niente! No, ti prego! Oddio. Ah, ce l'abbiamo fatta, ottimo. Checkpoint raggiunto, perfetto. Bene. Dove siamo? Dove siamo? Non ci saremmo dovuti buttare da soli. Avevo promesso a papà di avere cura di voi. Tranquillo, amico. Dice dove si trova Riley. Lo troveremo. Libereremo gli altri e poi ce Giusto, ne torneremo amico. a Oh! Maledetto! Oddio, dobbiamo fermargli il flusso di sangue. Presto! Non mi lasciare! Presto! Grant, non morire! Non morire, amico mio! Tieni duro! mollare, Grant! Ah, che schifo, tutte le mani fatte di sangue! No, no! Resisti! Grant! Resisti! Grant! Dannazione, non ce la fa! Zitti, ti rispetto. Ti do 30 secondi. Maledetto E se non ti mangia vivo la giungla? Lo faccio io. tosto, non si fa solo il furbetto perché ha la pistolina. Cazzo, sei sordo? Ho detto di levarti. Via, andiamocene! Corri! Corri, Gamp! Soldato Gamp al rapporto! Via di qui, ragazzi! Corriamo! Oddio, ci sparano! Ci sparano! Dannazione, corri! Corri nella giungla! Siamo Tarzan in persona! Forza! Oh mio Dio, meglio che non mi giro, questi qua mi ammazzano! Mani insanguinate! Ah! Oddio! Colpo di fucile a pompa dritto nel posteriore! Saltiamo! Forza! Dietro questa rupe! Oh, no, 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 un precipizio! Dove stiamo andando a finire? Maledizione! No, 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 non vedo niente! Oh! Oh! Ci abbiamo rimesso le gambe! Ah! È finita, mi sa. Altro checkpoint, siamo tutti interi. Gambe, braccia. Ah, tirati su, amico mio. Corriamo. Corriamo nella giungla. Oddio, ci sparano ancora. Ci hanno scambiato per una lepre, per un uccello, delle luci. Ci stanno inseguendo probabilmente con qualche macchina, qualche elicottero. Non mi voglio girare. Oddio, il nostro sederone sarà pieno di piombo. Più tardi guarderemo. Ah, saltiamo. Ah, oddio. Forza. Ah, curare. Come facciamo a curare? Ci leviamo le pallottole dalle mani. Curare. Che abbiamo fatto? Ah, addirittura è riuscito a prendersi delle bende. Wow, chissà dove l'ha presa. Gliel'ha raffregate ai pappagallini qua nella giungla. Forza, 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 forza. Facciamo un po' di Tarzan. Ah, presto. Forza. Forza. Tirati su. Ai. Maledetti. Via, 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 via. Ok, continuiamo ad attraversare la giungla. Devo trovare Riley e gli altri. Ti prego. Lo che spero siano anch'io. Andiamo. Forza, più veloce. Più veloce. Mamma mia, abbiamo un intero esercito nelle retrovie. Presto. Un pazzo. Presto. Brutto stronzo. Guarda che faccia da brutto. Hitman. Questo è Hitman, ragazzi. Pelatone come a lui. Presto. Crepa, brutto stronzo. Con gli occhialoni. Da merda. Trema, ti voleva uccidere, anzi che l'abbiamo ammazzato. Via, lasciamo stare il coltello, ragazzi. Siamo troppo paurosi per utilizzarlo. Oddio, un ponte di legno. Questo non mi piace, non li ho mai potuti vedere. Oh, un elicottero, veloce, veloce, attenzione. Metti i piedi bene, oddio. Ce lo buttano a terra, sicuro. Cadiamo, no. Presto, no. Oddio.